La nostra è un'azienda agricola, nasce nel 2006, ci occupiamo della coltivazione, dell'allevamento degli animali, però un ramo di questa azienda agricola è anche l'agriturismo. Riusciamo ad avere circa l'82% dei prodotti nostri. Il minimo è il 55 e io sono orgogliosa di dire l'82 proprio per far capire quanto lavoro ci sia dietro, perché alla fine la somministrazione è solo l'ultima parte della nostra giornata. Coltiviamo mais, coltiviamo erba medica, soia, poi vabbè fieno, abbiamo vigneto, facciamo anche un grande orto. Alleviamo maiali con i quali facciamo tutti gli insaccati e una parte anche di carni. Alleviamo manzi sia per il latte sia per le carni che poi somministriamo qui in agriturismo. È un sogno che Luca aveva da bambino. Lui ha sempre aiutato il nonno fortunato nei campi, nella stalla. Io e lui siamo insieme quasi da 30 anni. Io avevo 15 anni, lui ne aveva 20, ma io l'ho sempre sentito parlare di questa idea di fare l'agricoltore quando appena avrebbe potuto. E poi nel 2005 aveva 40 anni, è venuto a casa e mi ha detto ho deciso di licenziarmi perché voglio o lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Stalle in questa zona, sia a Canevan e Friuli Venezia Giulia, sicuramente un tempo ce n'erano di più, poi gli anni del progresso hanno un po' fatto abbandonare queste scelte perché il lavoro faticoso, il lavoro poco redditizio, adesso c'è un po' un ritorno. Noi facciamo dei prodotti che sono tradizionali perché un formaggio al latte crudo è un formaggio che si faceva un tempo, però abbiamo aggiunto anche le cacciotte speziate, abbiamo aggiunto lo yogurt, la panna cotta, tante altre cose che una volta magari non facevi. E per quanto riguarda i salumi, anche quelli sono cose tradizionali, però pochi oggi fanno un salume fatto in casa. Noi li abbiamo ripresi e la lavorazione che Luca fa è quella che veniva fatta una volta. Fa anche la salsiccia dolce, fatta col fegato, l'uvetta, il cedro, dipende da cosa mettevano dentro, che veniva fatta proprio un tempo per i bambini. Adesso quando la proponi in agriturismo certi ti guardano un po' stupiti, altri curiosi la vogliono assaggiare, per cui ha ripreso un qualcosa che c'era un tempo che pian piano era stato perso. Dal 2011 abbiamo preso in gestione anche una malga che è del comune di Caneva. Tieni curato il territorio, ad esempio per quello che riguarda la malga, era un luogo abbandonato, è stato ripristinato con l'aiuto del comune e la manodopera nostra e i pascoli, abbiamo ridato vigore ai pascoli, sono stati tutti recintati e in questa maniera qua anche il bosco stesso, l'avanzamento del bosco, di tutte le erbe infestanti viene ridotto. E per quanto riguarda la pianura, dove abbiamo la maggior parte dei nostri terreni, in parte in affitto, in parte di proprietà, l'alimentazione degli animali, ad esempio, è tutta prodotta da noi, quindi il mais, l'orzo, l'erba medica, il fieno. Gli animali a loro modo, poi con il letame, è un letame buono che viene rimesso nel terreno, gli ridà vigore, per cui è un ciclo continuo. Tutti i fossati, tutti gli alberi vengono curati, viene mantenuta la pulizia del terreno, sì, del territorio, le varie semine a rotazione, è un modo per tenere vivo anche il paesaggio. Questa malga è l'unica ad avere una fattoria didattica in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi anche far riscoprire ai bambini certe cose, certe tradizioni, certi lavori, fargli capire da dove nascono le cose è estremamente importante, quindi recuperi il paesaggio, recuperi anche le persone in questa maniera. Noi iniziamo la stagione quando il pascolo è pronto, per cui intorno a metà giugno. Facciamo queste settimane verdi con i bambini, fanno 6 giorni con noi e noi la chiamiamo vita di malga, nel senso che loro partecipano attivamente a tutte le cose che noi facciamo in malga. Ci sono bambini che da tempo non bevono il latte perché non gli piace, vengono in malga e ricominciano a bere il latte. La gente che viene a prendersi il formaggio e mi dice non riesco più a mangiare quello che prendo al supermercato perché qui sento una cosa diversa. Il nostro è un formaggio a latte crudo, significa che il latte non è pastorizzato, per cui gli dai una temperatura alla quale i batteri buoni,
continuano a vivere, quindi quelli che gli danno il profumo, il sapore, vivono. Se pastorizzi il latte lo rendi omogeneo, che io lo faccia a Caneva, che io lo faccia in Sicilia sarebbe uguale, e invece acquista il sapore dei nostri prati, di questi luoghi, diventa diverso e diventa unico per questo posto. Lo possiamo fare perché partiamo da un prodotto sano. Se io non facessi questo formaggio, Luca non facesse il salame o la salsiccia dolce, sono cose che non faresti più conoscere alle generazioni future, quindi è un valore, un qualcosa che viene perso. L'agricoltura è sempre stata chiamata il settore primario e non a caso c'è stato un abbandono negli anni e adesso c'è un ritorno. Far capire ai giovani, e noi ne abbiamo la possibilità perché abbiamo stagisti che vengono da noi sia in Malga che qua, fargli riscoprire queste cose, fargli venire la voglia di continuare. Oggi un giovane deve capire che fare il contadino deve essere un orgoglio.